Uno strumento popolare, della tradizione, semplice e complesso allo stesso tempo. È la fisarmonica, quella che Paolo Forte ama e da cui non si separa mai. Si definisce un suonatore ed accompagna con la sua musica i viaggi dei treni storici del Friuli Venezia Giulia. L'idea nacque qualche anno fa quando, grazie all'amica Angela Felice, che ricordo con grande piacere, era nata insomma la proposta di suonare nel cosiddetto treno Pasolini, ovvero un treno a vapore che faceva la tratta Trieste-Casarsa. E insomma, amando questo ambiente ferroviario, mi sono proposto con questa idea che all'inizio pareva davvero strana e inconsueta, e niente, lei l'ha accolta con entusiasmo, l'ha portata al vaglio dell'organizzazione, e da lì insomma sono salito a bordo di questo treno. La cosa insomma pare sia stata gradita e quindi ha avuto un seguito in tutti gli altri treni, non in tutti, insomma in quasi tutti i treni storici da lì in avanti. Una colonna sonora dei viaggi, ma anche concerti in viaggio. Tra la fisarmonica e la locomotiva a vapore c'è un'affinità, la stupefacente meccanica. Lo strumento che ho qui con me è la stessa caratteristica, non ha elettronica dentro, insomma, perciò sono sorelle dal punto di vista dell'ingegneria, di tutto l'aspetto tecnico che le costituisce. Questo strumento è la voce del folklore, è la voce della tradizione, del canto, delle musiche. La funzione è quella di mantenere vivo nello scorrere del tempo appunto questi canti, questi pezzi, ma lei forse è solo un tramite, cioè la funzione ce l'abbiamo noi che abbiamo la fortuna di suonarlo, questo strumento o anche un altro strumento. Comunque noi abbiamo quasi la missione, secondo me, il compito di avvalerci di questo mezzo per mantenere vivo quello che è la memoria storica di un popolo. Al suono della fisarmonica nel treno, ogni volta è una bellissima sfida, perché io per primo che amo così tanto il treno, ci salirei solo per sentire il suono del treno stesso, perciò sono conscio che la mia presenza con lo strumento potrebbe risultare di troppo, ed ecco perché quando inizio a suonare lo faccio sicuramente in sordina, perché è mattina presto, la gente magari è ancora un po' assonnata, e dopodiché io lancio, come dire, il sassolino, io faccio un primo pezzo molto delicato, dopodiché lascio che la gente goda il viaggio, il suono delle rotaie, e dopodiché, insomma, nel trascorrere delle ore ritorno e a quel punto mi guardo intorno, se la gente gradisce allora continuo, mi sciolgo, faccio magari anche qualcosa che possa essere cantato, altrimenti se vedo che in quel compartimento non è così ben accolta non c'è problema, capisco e quindi vado avanti. Quindi è veramente un gioco, proprio un gioco assieme alle persone di ogni sezione delle carrozze. La fisarmonica, uno strumento della tradizione, ma anche espressione di modernità. Sicuramente possiamo intenderlo moderno, ha conosciuto i suoi primi anni intorno all'Ottocento, metà, primi Ottocento, successivamente è stato sviluppato, migliorato, modificato, e quindi io posso rispondere sì, lo ritengo uno strumento moderno. Chi sono? Sono un musicista, un suonatore di fisarmonica, che ha la fortuna di poter usare questo strumento come mezzo di espressione di quello che c'è dentro di me. Io credo che ognuno di noi abbia l'esigenza di esprimersi, ognuno con i propri mezzi, chi dipingendo un quadro, chi suonando, chi giocando a calcio, insomma ognuno a suo modo. Io lo faccio appunto suonando, e facendo questo racconto delle risate, racconto dei pianti, li condivido con me stesso, suono per me, che è importante, e suono anche per chi mi ascolta quando faccio magari un concerto, quando suono a bordo di un treno storico, ad esempio.